fisso, quello che noi chiamiamo baccalà. Il bianco è il sotto con olio, il verde con le erbe, questo è un ricco fresco norvegese con peperoni e capperi. Un particolare ringraziamento a tutti i commensali, ma soprattutto all'iniziativa. L'unione di intenti è la cosa più bella. L'unione d'Italia è la cosa più bella del mondo, a dimostrazione che la nostra bella Italia rappresenta lo stivale e la punta dello stivale, la Calabria, è quella che calcia i calci di rigore. Voi stasera dovete vincere. Noi nel nostro piccolo, frati conventuali, rappresentiamo la città della pace di Rovereto, ma rappresentiamo anche tutto il mondo del baccalà, che è sempre stato cibo dei poveri e deve rimanere tale, è il cibo dell'Unione. Do la parola a Fran Cobollo per 2 parole sulla ricetta. Buonasera a tutti, allora la nostra ricetta è semplice, rosoliamo le cipolle a parte, poi mettiamo a soffriggere un po' di alici, di solito sarde del lago di Garda, che si sciolgano, poi infarinati pezzi di stoccafisso, li rosoliamo con dell'olio extravergine del Garda e poi aggiungiamo del sedano rapa, tipico prodotto del territorio, e patate, cipolle, sedano rapa, acciughe e praticamente copriamo di latte e mettiamo la forno. Buona cottura e buon baccalà. Io vi auguro allora buon appetito. Io per prima. Ma che sei grande? Piano. Non riprendermi così, che sembra che non abbia fatto niente tutto il giorno. Via. Grazie. Cosa provi a essere qui a osservare? Ma sai, quando si raggiunge una certa età è giusto anche osservare e imparare, c'è sempre da imparare, nella nostra professione non abbiamo mai terminato di imparare. Ciao ragazzi! Sai i giapponesi mi sono qui? C'è un po'. Veranda qua, sala di là. Io ci sono, chi c'è qua? Facciamo così e passiamo. Crema di mais, baccalà in umido, allora fondo di cipolla, aglio, pomodoro, stoccafisso e fatto andare piano piano, deve pippare piano piano finché si sfalda e si assorbe. Quanto lo fai pippare? 2 ore e mezza, quasi 3. Spiegaci cosa c'è dentro qui. Allora, qua dentro c'è lo stocco. Che stocco? Lo stock di stocco. Allora, questo c'è dentro stoccafisso posto al vapore e poi c'è dentro zucchine, melanzana, peperoni, carote, porro, cipolla rossa di tropea, aglio, timo maggiorano e basilico. Per secondo questo. In 5 minuti è stato cotto? 5 minuti di vapore e poi l'abbiamo messo qua dentro, le verdure sono state saltate, ogni singola verdura con dell'olio extravergine è stata saltata proprio tempo breve, veloce che si rimanga bella croccante e poi uniamo tutti quanti insieme. Grandissimo. Sono per i piatti nuovi, la tradizione ormai siamo già tradizionali noi. Dire il fare. Io ringrazio tutti i calabresi veraci
in una cosa bellissima, perché stare insieme, nord e sud insieme, dà un'energia vitale e la colonna portante è la spina dorsale del suo fisico, siete voi. La testa è la cosa più importante. E mi dispiace, ma la moderazione sta sempre in mezzo, quindi è un bilico tra due monti, ci separa il Vesuvio, però noi diciamo unisce più il baccalà che la Val d'Astico. Noi abbiamo un priore che è anche un artista e quindi ha fatto questa litografia che consegniamo. Allora, in veste di ambasciatore onorario del Consiglio Europeo delle Confraternite, porgo il mio compiacimento agli organizzatori di questa serata splendida che ci ha dato tanto il gusto di essere uniti in una penisola meravigliosa. Ragazzi, sorriso plateale, un solo scatto, one shot. Yes! Marco! Marco! E aveva ricevuto il medaglione, si chiama corretto, baraccone. La confraternita del baccalà, la cappuccina, la padovana, è la più piccola di tutte le confraternite, però è abbastanza viva.